Sì? Ok Nino? Bene, aspetto. Eccoci arriva all'ora del nostro ponaro con Nino, a Bosco e anche a Alvaro. Come che dice nel dialetto delle vostre parti, parole in italiano di cultura anche di arte. De come che si dice anche nel vostro italiano, parole in lingua veneta dal suono un poco strano. Ladies and gentlemen, Miss Boscola. Tu mia boscolare, vernacolando, mi insegno veneto, si però giocando, se proprio non vediamo dal mio modo di parlare, poter andare tutti da che voi devo tramare. Signori e signori, un ciao da me che sono il Canaia. Inizia oggi questo nuovo supplemento a Vernacolando che riassume la puntata radiofonica del programma con le parole lanciate dalla Boscola e gli inserti di cultura veneta che curo personalmente. Non solo, oltre a ciò, ogni giorno verrà nominato Mr. X o Mrs. X, cioè l'ascoltatore o l'ascoltatrice che si sarà distinto per l'intervento più simpatico od originale della puntata radiofonica di Vernacolando. Ma ora iniziamo. Boscola, lancia le parole. Da due parole oggi qua Sì, da risolvere sì, un mondo di robe. La prima parola, faia, qualcuno dice anche fagia. Comunque quella è la parola, ti ha da tradurre in Italia. E invece dall'italiano il dialetto, natica. E Mrs. X di oggi è? Allora, senti Vertilla, faia, che cos'è la faia? La faia è quel fascio di spighe di frumento, no, spighe anche col gambo, che veniva buttato dentro alla trebbia, che poi veniva diviso dal frumento alla paglia. Contaci, la natica come la chiami? Lì a Due Ville, Vicenza, sentiamo. Cuiata. Culata, perfetto, benissimo. Ok, Boscola, le soluzioni adesso. La prima parola, fagia, o anche faia, dipende. E sarebbe... Covonia sarebbe. Covone. Dove che ti nascondi per amoreggiare, tutti smorsamenti, io c'ho qua. E quest'altra parola a proposito di smorosamenti è la parola natica. E ti avevi da dirmi come che ti la disi dai tuoi parti. Basta, Guarda, oh. si dice curata, si dice. Il proverbio di oggi: poenta e latte, ingrassa e cuate. Bene, per oggi è tutto. Se ora de sarà. A domani. Se sarà, se sarà, se sarà.